Sindaco Valerio Zoggia, oggi è stato ufficialmente firmato, sottoscritto e quindi lanciato il piano di rilancio della località, un piano che ha come importanza di base il fatto che vede unite tutte le realtà più importanti di Jesolo, da una parte il comune e dall'altra le associazioni di categoria. Sicuramente è un accordo importante per il futuro della nostra località. Dopo questa batosta che tutti quanti noi abbiamo preso, ovviamente non solo Jesolo ma tutte le località turistiche, direi ma tutto il mondo, era indispensabile e utile trovare un accordo per il rilancio della nostra città e quindi abbiamo in questi giorni lavorato assieme alle principali associazioni di categoria, albergatori, commercianti eccetera, e anche i balneari della spiaggia, e finalmente abbiamo trovato un accordo, abbiamo fatto sintesi e questo sarà il punto di partenza per uno sviluppo ancora maggiore della nostra località, iniziando dal prossimo anno ovviamente. Per la prima volta abbiamo un piano programmatico per i prossimi 3-5 anni, piano che dovrà sviluppare sostanzialmente tutto quanto quello che sarà il turismo a venire. Per la prima volta abbiamo uno strumento che ci permetterà di dare delle risposte attraverso anche delle ricerche di mercato preventive per sapere dove dobbiamo andare e cosa dobbiamo fare, la maniera per raggiungerlo. La cosa importante è che a questo tavolo oggi c'erano sedute praticamente tutte le associazioni isolane, tutte daranno il loro appoggio, faranno la loro parte, saranno sinergiche e orientate sostanzialmente alla riuscita del piano stesso. Presidente, da dove partirà questo piano e da quando? I tempi? I tempi sono domani mattina, nel senso che dopo l'accordo che è stato firmato oggi, domani mattina si parte. La prima parte è ovviamente una parte che riguarda un'indagine di mercato per capire come siamo posizionati, come siamo percepiti, cosa vorrebbe l'ospite e quale sarà lo scenario futuro da qua a breve. Finita la ricerca di mercato, che non andrà oltre la fine di quest'anno, possiamo già prevedere per dicembre di avere un piano programmatico per l'immediato e anche per i prossimi 2 anni.